Pensiero del giorno, mercoledì 26 febbraio. Coltivare la pace. Costruire la pace richiede un amore forte, capace di amare anche chi non ci ricambia, capace di perdonare, capace di superare la categoria del nemico. Richiede che, da persone deboli di cuore, magari concentrate sui propri interessi e sulle proprie cose, diventiamo piccoli eroi quotidiani che, giorno dopo giorno, servendo i nostri fratelli e sorelle, sono pronti a dare la vita per loro. Inoltre ci chiede un cuore nuovo e occhi nuovi per amare e vedere in ognuno tanti altri candidati alla fratellanza universale. Possiamo chiederci, anche nelle comunità di vicini in conflitto tra loro? Anche nei colleghi che ostacolano la mia carriera? Anche in coloro che appartengono a un partito diverso o a una squadra di calcio avversaria? Anche nelle persone di religione o nazionalità diverse? Sì, sono tutti miei fratelli e sorelle. La pace inizia proprio lì, nella relazione che so instaurare con ogni vicino. Chiara Lubick, L'amore di fratello, Città Nuova Editrice. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubick. Solo lo difundimos lo más fiel posible.